Si era inserita magnificamente negli schemi della squadra, però Schio ha tutte le carte in regola per fare bene anche senza di lei. Prima palla 2 andata e vinta dal San Martino di Lupari. Post basso per Grudà che torna da Gillian Harmon, il jumper. Sì, soprattutto l'esclusione forse di Natasha Howard. Ecco Harmon, poi si va alla stazione Grudà, pitturato, post in allontanamento, indiscussa della finalissima con la Reyer. Ha fatto una finale seguita a ruota da Giorgia Sottana, che parte anche questa sera dalla panchina. Trovata libera con un jumper. San Martino non è la squadra quest'anno che appena 2 anni fa va ancora da Ciavarella, cavalcatissima in questa prima parte di primo quarto, l'appoggio di Francesca Pasa qualche anno prima, però assieme anche a Caterina. Le notizie del prepartita dicevano che appunto non sarebbe stata della contesa dopo un'assenza così prolungata dai campi. Extra pass per Sandrine Grudà da Kim Mesdag per l'impatto avuto. Harmon con spazio, ritornando sul discorso delle straniere in casa San Martino, siamo orfani praticamente di 2 canadesi, una è intanto Olbis André. Ancora una volta sul limite dei 24, tabella amica di Marcella Filippi. La tripla di Filippi riaccorcia le distanze fino in fondo Trimboli. Ricordiamolo da tante delusioni. Sottana! Quando giochi contro squadre che in campionato possono permettersi di schierare 5-6 straniere. Di secondo quarto, quando siamo quasi al quinto minuto. Buono il movimento, molto più intenso. Mesdag dentro per André che non... Medio-lunga distanza. Achonwa aveva comunque... gran buono il passaggio di Sulciute. Ciavarella! Unica rappresentante italiana ancora in corsa in Europa, insomma, e fade away di Grudà. Inevitabilmente in alcuni casi la 4, così l'altra lunga sarà una come Harmon. Schio che però comunque è riuscito già a costruirsi un vantaggio di 20 lunghezze che adesso vengono ridotte. Se gioca alla stessa intensità di Schio difficilmente riuscirà a portare a casa il colpaccio dal Palaromane. Intanto la numero 23 maglia orange. Dentro nella tasca per Gillian Harmon che appoggia 18 San Martino, in questo momento costretta a tentare il tutto per tutto. Scorrono i secondi, palla dentro di Sandrine Grudà per Gillian Harmon. Grazie, o per colpa diciamo così, della difesa di Schio fino a questo momento. Una chiave di lettura del gioco completamente diversa, il fade away di Gillian Harmon. Dove le avversarie nel suo ruolo sono... Schio va veramente a nozze se San Martino gioca in questa maniera, perché appunto l'abbiamo detto, Schio non sta brillando. Ci sono delle occasioni particolarmente, intanto Solciute con una dolcezza di passaggio, una cosa non semplice da digerire, e poi si torna in campo così di tocco. Olbis André. Ma sai, io penso che quando tu decidi di venire a giocare a Schio sai che farai parte di un progetto per permettere poi alle altre giocatrici, che probabilmente in quel contesto sono state le più adatte, rimessa per San Martino. Tonello a sfruttare il blocco di Arado. Di Schio in questo momento è difficilmente battibile. Tonello brucia la retina. Basket è un gioco di numeri, è un gioco di tendenze. La palla immaginifica. Un ottimo inizio di quarto per San Martino e soprattutto per Monica Tonello. Intanto Jasmine Chisa. La rubata, un giaguaro in questo momento. Olbis André, l'appoggio stavolta è buono, diciamo del punteggio raddoppiato. Si mette in palleggio, l'arresto in post di Arado. Ha abboccato André, ha abboccato il Family, abbiamo abboccato noi da qui. Mesdag fuori per Dotto, extra pass. De Pretto che si mette in proprio jumper. Eccolo l'extra pass, vediamo se completa la giocata. Finta di passaggio alla Ginobili. Il palazzetto nonostante l'ampio vantaggio. Reverse di Rosignoli. Ma al di là di corretta si è giocato veramente tanto. Fino in fondo Dotto di San Martino, un po' più abbassato, insomma spicca ancora di più. Olbis André. Fino all'8-8 appunto San Martino era completamente in partita, poi è arrivato un parziale di 11-0. Bella tripla di Guarise. Sporca Chis, ultimi 4 secondi, Pasa per Rosignoli che brucia la retina. Finisce qui
Famila Wuberschio batte Fila San Martino di Luperi 72-40. Sei